Buongiorno, ben ritrovati. Come anticipato è tornato a trovarci Maurizio Ruggero. Bentornato. Buonasera Ruggero. a voi. Buonasera. Ha le Femen qui che le ha portate con lei? Le ho portate, sì, ma però ho pensato di non esibirle perché dopo lei cade in tentazione più avanti. Mentre ciò non è bene. Lei si infastidisce invece, ai lanci di te si infastidisce. Io dico il Santo Rosario e quindi evidentemente ho una premonizione che lei non ha, capisce? Quindi allora devo anche tutelare lei. Allora, di fronte è come sul piano eterosessuale, parliamo di me e di lei, Fioravanti, cioè tutti abbiamo attrazione per le signore e signorine, ma se io vado... Sì, anche per le femmine, visto che non prima... non sapevo delle sue... Non gliele ho risparmiate perché siccome la conosco, non sapevo che lei avesse attrazione. Conosco la bestia, allora non sapevo che lei avesse attrazione. Pensavo che fosse superiore. Allora, le ricordo che abbiamo tutto il peccato originale e persino Ruggero riesce ad averlo. Non le sembrava, vero? Tante la santità del sottoscritto, però è così. No. Vediamo se... Sì, Fioravanti, diamo una notizia importante. Dove ha preso la cravatta? Questa credo che me l'abbia... non lo so. Me l'hanno regalata, però come sto dicendo piacque molto a Berlusconi che me ne regalò una di simile, di balestra. No, perché siccome è raro che Fioravanti porti una cravatta bella, una volta diciamo che si può dire una parola in suo favore, spezziamola questa lancia, diciamo. Lei, cioè, però ecco, mi dica, no, mancano le previsioni del tempo oggi. Guardi, che vediamole perché è importante, Fioravanti, se no la sua funzione di succursale del meteo. Non me li ricordo i commenti, per cui vado a braccio, spero di non incappare. Spero di non incappare in nulla. No, perché ho visto che ha fatto un accenno un po' felino. Allora no, in nulla di, perché non me li ricordo. Allora, torniamo, vediamo sotto questa... In alto luogo, allora, Giovanni Tessarolo, non me la perdo, il moralista è il personaggio dell'anno. Questo che so che le piace. Il Peloponnesia che è bravo. Però guardi che lo scrive. Grande Maurizio. No, prima. Lei si perde la frase di meteo. Cioè noi vedi che... no, secondo me l'ha presa in giro sua, perché dice, ma come? Stefano Zanetti, guardi. Sì. Anche lui. Si parla di meteo, bella questa. Ma però la conosco oramai, scusi. Cioè, perché allora l'informazione di Fabio Fioravanti è al 50, forse al 70% di meteo. Cioè lui è la succursale delle previsioni del tempo. È inutile negarlo. No? Giulio Gas ci prova ad esserci, spero mai che ci sia, se no chiedi di essere informato. Ferdinando Marcassa, anch'io non me lo voglio perdere, però caro Fioravanti, ti prego, lascia esprimere i suoi concetti. Oh, parole sante queste per Fioravanti, diciamo la verità, lei è piuttosto uno scassaballe, se posso dirlo su questo punto, perché è uno che ti taglia sempre i discorsi, ti fa parlare delle femmine, adesso mi farà parlare di Platinette, perché diciamo, è inevitabile questo, diciamo la verità. Non ha... No, ma siccome la domanda di riserva è quella. Devo dire che immaginarmi Platinette in topless mi farebbe orrore, quindi preferisco... Le femmine, guardare, peccato. Io l'ho vista di spalle purtroppo, allora, lei forse l'ha vista davanti, io l'ho vista di spalle nell'inquadratura, mi dispiace. Allora, vedere non è peccato, guardare può essere, nel senso che vedere nel senso che le vedi, vabbè, guardare nel senso... Quindi lei è riuscita a non guardare? Beh, insomma, devo dire la verità, in quel momento lì sei concentrato su una battaglia anche culturale che devi fare, lei non è il caso di mettersi a guardare le signorie di Scinta, insomma. 2 minuti e torniamo. Devo dire una cosa seria. Devo interrompere, no, perché ho la pubblicità politica, ma adesso... C'è pubblicità, niente femmine, niente. L'unico programma senza le femmine. Solo Coruzzi e travestiti con lui è senza le femmine. Si merita l'inferno di Fioravanti travestiti. L'unico programma con Ruggero ma senza le femmine. Vabbè, neanche tutti noi vediamo quanto la vita sia piena di ingiustizie. A Ruggero piace questo meno peggio, fa il moralista e simpatizza per i peccatori, ma che bravo, di purgatorio mi sa che ne dovrà scontarne parecchio e mi mette Calderoli graziato, la casta grazie Calderoli il suo voto di Stato, non so francamente. A lei piace Calderoli? Cioè, non è il mio tipo, francamente, non so. Se le piace che vuol dire, non so, se le piace politicamente. Sì, ho capito, è ovvio. Lei simpatizza con i peccatori?
Ma da peccatori, tutti simpatizziamo per i peccatori. Il problema, Fioravanzi, il peccatore... Ma lei per me simpatizza? Appunto, sto arrivando a lei. Non voglio, il problema non è... voglio trascinarlo in basso. No, ma io infatti, ma stavo arrivandoci, lei mi ha preceduto. Una cosa è simpatizzare per il peccatore, la cosa più umana che esista. Siamo Per tutti Plattinetti simpatizza? Altra cosa, se posso finire un concetto solo, è per capire qual è il peccatore. Plattinetti simpatizza anche lei? Coruzzi rientra in questo, che Coruzzi in arte Plattinet. Altra cosa è l'ostinato, cioè quello che non ha nessuna voglia di convertirsi, non gliene frega niente dell'aldilà, o meglio gliene importa, ma vorrebbe vivere nell'aldilà col demonio e salvarsi pure l'anima nell'aldilà, e questa è la persona invece più riprovevole, perché questo è quello che abusa della misericordia di Dio, che non l'avrà, Ma sai, di Dio. Qua, mentre il babbei, no, del mondo moderno che difendono queste cose qua, nella mia non si rendono conto dell'enormità. Uno può nascere omosessuale? Allora, il problema è stato posto da persone più intelligenti di me. Credo di me, cioè perché ci ne bastava poco. Di lei non la consideravo proprio. No, Scherzo, no. Non è vero, Fioravanzi è una persona intelligente. Ci divertiamo anche delle volte così a battibeccare, ma è una persona intelligente, non volevo dire assolutamente. Diciamo che uno, per esempio, mettiamola sul piano eterosessuale che è più facile, uno ha una produzione esagerata di ormoni, facciamola così, mettiamo in questa maniera, no? Nasce con questa cosa. Lo stesso, questa persona ha un dovere di santificarsi, tutti devono santificarsi, tutti devono rispettare la legge morale, vale per gli etero, vale per gli omosessuali. E tutti quanti quindi conseguire il paradiso. Con l'aiuto della grazia è possibile, Fioravanzi, cioè con l'aiuto della preghiera, dei sacramenti, della vita spirituale, del fuggire le occasioni. Non dell'astinenza? L'astinenza è conseguente a una vita di grazia. Se uno dovesse nascere omosessuale deve... Certo. Deve. Ma anche se uno è etero, se non va con la sua moglie, niente. Se non c'è la moglie, infatti io che sono divorziato sono spacciato. Lei dovrebbe effettivamente o ritornare con la moglie oppure mantenersi casto, e attraverso la grazia e i sacramenti potrebbe farlo tranquillamente. Quindi se io invece non mi astengo, è peccato mortale. E certo, ogni volta che le va. Certo. Ogni volta. E dico di più, che non solo fa peccato mortale, ma lo fa doppio, perché essendo lei sposata e va con una, scusi, e anche adulterio. Pensi lei quanti divorziati spacciati ci sono in questo mondo? Ma infatti lei non si è reso conto, adesso stiamo parlando seriamente, delle enormità della situazione del mondo moderno. Cioè è gravissimo il numero di persone che vivono in disgrazia di Dio nel nostro tempo e bevono il peccato mortale come l'acqua. È terribile. Mi vedo le nuvolette del paradiso disabitate. Infatti, cosa dice Gesù Cristo? Che larga è la via della perdizione. Sforzatevi per la porta stretta, perché larga è la via della perdizione, cioè moltissime persone vanno all'inferno e molte di meno in paradiso. Ma perché? Perché non si sforzano, perché sono dei poltroni, perché mentre in paradiso bisogna farsi violenza per andarci, cioè combattere per questo, all'inferno ti prendi la carrozza, segui il mondo, segui l'applauso mondano, no? Appunto dei Plattinet, no? di quello che ha telefonato, che segue le sue passioni, no? È bello che poi questi seguono le loro passioni e per difendere quelle salgono in tribuna a giudicare gli altri, che è incredibile, no? Cioè tu che sei servo delle tue passioni vorresti anche giudicare gli altri. Ecco, queste persone qua che seguono la via del mondo, purtroppo, se non si mettono a posto, se non si convertono, se non si confessano e non si pentono dei loro peccati prima della morte, vanno all'inferno. Perché va da Chiambretti? In questo luogo di perdizione, di satrapi. Per lei, adesso detta molto chiaramente, io le lascio esprimere le sue opinioni con una certa qual libertà. Certo, ma lei ha trovato un altro che più di me e meglio di me, se c'è io sono contento naturalmente, va a dire quelle cose che Con le balle ecologiste che racconti. Chi è il suo avversario preferito in TV? Ma non ne ho, insomma, quello con cui si diverte di più, chi è stato? Beh, uno con cui mi diverto parecchio è Fioravanzi, devo dire la verità, seriamente. Un altro con cui mi sono divertito, anche Sgarbi non è stato male, oggettivamente. Sgarbi può andare. Sgarbi, anche perché posso dire una cosa, una in favore e una contro Sgarbi. Allora, veloce, perché devo chiudere, non per cattiveria. Prego, no? Devo chiudere. La cosa pro? La cosa pro è che lui capisce perfettamente qual è l'arte tradizionale, la cosa negativa è che facendo la vita da libertino si fa fregare da quella. Ma si astiene con la fidanzata. Siamo giunti al termine, domani a quest'ora l'onorevole Maurizio Paenz, domani sera, promesse fatte, arrivederci. Salutiamo l'onorevole Maurizio.